E nell'anno della pandemia l'Istituto Oncologico Veneto rileva risultati positivi sia in termini di prestazioni erogate che di ricerca e di investimenti, e non è poco. La vaccinazione dei pazienti, ma anche una gestione della pandemia che non ha lasciato nessuno indietro. L'Istituto Oncologico Veneto chiude l'anno consolidando la sua struttura con investimenti che potenziano l'area chirurgica a Castelfranco Veneto con ulteriori 15 posti, la previsione di 2 nuovi bunker per acceleratori necessari per la terapia oncologica a Schiavonia e Padova, investimenti per 31 milioni. Tra interventi ultimati e previsti per il prossimo anno. Aumenta il numero degli interventi chirurgici effettuati, così come quello dei trattamenti, delle terapie e anche della produzione scientifica. Risultati non scontati in una situazione comunque di emergenza che, ultimo dato rassicurante, vede lo IOV operativo e senza cluster né tra il personale né tra i pazienti. È un anno che si chiude all'insegna del più, quindi più ricoveri, e questo vuol dire più efficienza, più interventi chirurgici e quindi vuol dire più risposta ai pazienti, più prestazioni ambulatoriali, anche questo vuol dire poter far iniziare i pazienti da una parte i percorsi che li portano a una diagnosi, a una terapia, dall'altra a eseguire le terapie, perché nelle prestazioni ambulatoriali ci sono anche le chemioterapie, e quindi anche qui segno più. Riusciamo a mantenere i tempi d'attesa dentro gli standard che sono previsti soprattutto per le prestazioni urgenti, quindi quelle in classe B, quindi a 10 giorni, a 30 giorni, ma anche sulle altre, pur con qualche difficoltà in ambito di alcune specialità dove c'è grande richiesta e gli specialisti sono carenti, come l'ambito della dermatologia per tutto il tema dei controlli dei melanomi, dei nei, e quindi ci stiamo impegnando. E poi c'è un segno più su tutta quella che è la produzione scientifica, molti più studi che sono stati fatti, molte più pubblicazioni, e questo è un riconoscimento che poi viene dato anche in termini economici da parte del Ministero, che riconosce con anche finanziamenti ulteriori questo impegno. Accanto a questo sicuramente c'è un importante sforzo interno fatto per l'acquisizione di risorse umane che garantiscano quindi questi livelli di attività. Abbiamo avuto 66 unità in più rispetto all'anno scorso. Per quanto riguarda gli investimenti in tecnologie sono anche questi dell'ordine di oltre 10 milioni di euro tra quelli che abbiamo fatto, che abbiamo in campo e che faremo a breve, diciamo nel 2022, tra cui grandi attrezzature come 2 acceleratori lineari, il robot chirurgico a Castelfranco e altre, insomma. E poi per quanto riguarda invece gli investimenti in immobili, anche qui abbiamo oltre 15 milioni di euro da investire, stiamo investendo in particolare sulla nuova radioterapia di Castelfranco, che da sola vale 12 milioni e mezzo, e più tutta una serie di ristrutturazioni che necessita soprattutto le strutture di Padova. In particolare per quanto riguarda le fonti di finanziamento pubblica, abbiamo raggiunto quasi 5 milioni di euro di ricerca corrente di finanziamento, con 1 milione in più rispetto all'anno scorso, ma poi merita veramente un riconoscimento alla popolazione la crescita di erogazioni e lasciti, con il 5 per 1000 che è cresciuto, è arrivato a 2 milioni e 7 nel 2020 con la dichiarazione redditi 2020, e soprattutto i lasciti da eredità